è un piacere essere qui. Adesso mi accomodo lì sopra perché ho qualche diapositiva da mostrarvi, ma permettetemi prima di ringraziare tutti voi per essere qui e, come ha detto poc'anzi il senatore De Poli, da ringraziare tutte le persone che hanno questa patologia e i loro familiari che li aiutano. Oggi ho fatto la strada per venire dall'università qui e mi sono accorto di quanta strada deve fare ogni volta un paziente per venire al centro e tornare e perdere un'intera giornata per venire a farsi visitare. Sono rimasto sconvolto. Grazie a tutti. Poi volevo dire un'altra cosa, volevo ringraziare moltissimo sia il professor Gerosa che gli illustri colleghi che amministrano la nostra regione, perché, come dicevo prima a loro, secondo me è molto importante che noi sappiamo che loro ci sono, perché comunque sono loro che amministrano la nostra regione, il nostro paese, e sapere che loro hanno interesse e perdono il sabato pomeriggio per venire qui con noi, secondo me è di grande importanza. Quindi, passerelle a parte, vi chiederei un grosso applauso per loro. Allora, vi dico brevemente di cosa parleremo oggi. Io vi ruberò poco perché poi lascerò tempo alle vostre domande e poi farò salire anche il mio collega, il dottor Ziccardi, che è da queste parti, eccolo lì, e che si occuperà di spiegarvi un aspetto molto importante di questa patologia. Però ci tengo a mostrarvi qualche cosa sulle novità e che forse potrebbero interessare anche ai nostri colleghi che poi, ripeto, si trovano tutti i giorni a dover affrontare l'amministrazione di questa patologia. Allora, noi siamo un gruppo molto ampio. Chi viene a Verona a farsi visitare lo sa che è un gruppo ampio perché è una malattia che richiede diverse figure professionali, dal neurologo al neuropsicologo, che poi vedrete qui sopra, il neuroradiologo, l'ingegnere. Dobbiamo gestirla in maniera multidisciplinare. Per questo il problema qual è? Che oggi per tenere i giovani che valgono qui in Italia è sempre difficile. Cioè io, per tenermi il dottor Ziccardi, devo combattere con i denti perché dall'estero gli offrono molto meglio di quello che offriamo noi in Italia. Quindi noi dobbiamo cercare, e questo lo dico a chi ci aiuta anche dal punto di vista amministrativo, di trattenere i giovani, perché poi i nostri giovani sono quelli che all'estero fanno le fortune dei centri esteri, perché generalmente i nostri clinici, scienziati, sono i migliori là fuori. Li istruiamo e dopo li spediamo a lavorare fuori. Quindi io spero davvero di riuscire a mantenere almeno una parte del gruppo. E per questo voglio ringraziare fin d'ora le associazioni, Paolo Bologna, che ha organizzato questa cosa fantastica oggi, l'associazione Insieme per la sclerosi multipla, perché è anche grazie a loro che io posso pagare alcuni dei giovani che lavorano con me, perché altrimenti oggi trovare posto sarebbe molto difficile ed è molto difficile. Poi abbiamo una serie di partnership esterne molto ampie che vanno dall'Università di Harvard all'Imperial College. La prossima settimana saremo a Parigi con il gruppo Magnims per cercare di essere più aggiornati possibile e portarvi qui le ultime novità che poi noi trasferiamo nella clinica di tutti i giorni. La prima cosa di cui volevo parlarvi oggi è di una diapositiva che avevo preparato per dopo, ma ve la mostro subito. Perché secondo me è molto importante che noi si ragioni di questo con voi tutti e anche con chi ovviamente ci amministra. Questa è una patologia, abbiamo fatto uno studio che tra poco pubblicheremo su una delle maggiori riviste internazionali, che va a contare quanto costa questa patologia, perché questa patologia, come avevamo detto prima, fa più di 140.000 persone in Italia. Nel solo Veneto siamo più di 10.000 con questa patologia e ogni persona ha poi spesso bisogno di un aiuto perché ha bisogno di un familiare spesso che gli dia una mano. Quindi
più procede la disabilità del paziente, più questa patologia costa. E come si diceva prima col professor Gerosa, non sono solo i costi farmacologici quelli che impattano, sono anche i costi gestionali della famiglia, della persona, dell'intera società che deve sostenere una persona che ha una disabilità. Quindi avete una serie di svantaggi da questo che poi si riflettono nella cifra che vedete qui dietro. Cioè noi spendiamo oggi 9 miliardi di euro all'anno per gestire questa patologia tra costi diretti e costi indiretti. 9 miliardi sono lo 0,5% del PIL. Ora, io non sono un esperto di queste cose, ma credo sia una cifra enorme. Tutte le volte che noi risolviamo, diminuiamo una disabilità o facciamo in modo che il paziente non la raggiunga, otteniamo prima di tutto lo scopo clinico per il quale io sono qui, cioè fare del bene a quel paziente, ma poi otteniamo anche uno scopo economico. Quindi se io fossi qualcuno che deve gestire i soldi di questa nazione, io a questa cosa ci penserei molto, perché voi ottenete un doppio risultato, quello clinico e quello economico, con un unico sforzo. Quindi io, se posso, sto cercando di dire a tutti quelli che conosco: investite sulla ricerca, perché ogni euro che investiamo nel migliorare questo tipo di performance con il paziente, ottenete un doppio risultato. E scusatemi se questo è poco, spero che voi siate d'accordo con me. Detto questo, torno alla diapositiva iniziale per dirvi una cosa che secondo me è un concetto che secondo me è molto importante, e me lo dite voi pazienti, me lo dicono i pazienti in ambulatorio. Noi abbiamo sempre distinto la sclerosi multipla in varie forme e abbiamo sempre pensato che non avere più le ricadute che sono tipiche della malattia, non avere più le nuove lesioni alla risonanza magnetica fosse il nostro obiettivo. Ma questo è un errore. Questo ce ne siamo accorti negli ultimi anni, in particolare grazie ai pazienti che venivano e mi dicevano: ma prof, io non ho ricadute da tempo, non ho più nuove lesioni alla risonanza magnetica, ma sto peggiorando, c'è poco da fare, che facciamo? Sto perdendo punti percentuali, ogni anno che passa perdo qualche cosina. All'inizio io dicevo: ma non è possibile, non ci sono nuove lesioni, non ci sono episodi clinici, non dovrebbe essere così. E invece poi ci siamo accorti che il paziente ha sempre ragione, era proprio così, c'era qualche cosa che procedeva come la brace che cova sotto la cenere. Una malattia che abbiamo chiamato smoldering perché ci piacciono i termini inglesi della brace fumante, come la brace che cova sotto la cenere. Una patologia, abbiamo chiamata, che progredisce indipendentemente dalle ricadute. Era questa che ci ha creato in tutti questi anni una serie di problemi, di disabilità enormi, molto di più delle lesioni, delle nuove ricadute e quant'altro. Abbiamo studiato negli ultimi anni in lungo e in largo perché succede questo. Oggi devo dire che abbiamo ottenuto dei risultati chiari, cioè abbiamo capito perché questa cosa succede, e la cosa più importante è che l'abbiamo anche pubblicato, e di recente mi è arrivato il messaggio dalla Wiley, che è una delle case editrici internazionali più importanti del pianeta, la quale dice che il nostro articolo è tra i 10 più citati nel mondo nell'anno 2025. L'articolo che parla proprio della brace che cova sotto la cenere. E io mi sono meravigliato perché ho detto: i pazienti sono anni che mi raccontano sta cosa. Quindi il paziente ha sempre ragione. Un'altra cosa molto importante, perché voglio essere molto rapido così poi lasciamo spazio alle domande, è che questa brace che cova sotto la cenere, quando comincia? Comincia presto? Non comincia a 50 anni, non comincia a 55. Per chi non è pratico di questa patologia, voi dovete sapere che questa è una patologia che colpisce persone che cominciano la loro età tra i 20 e i 35 anni, è l'esordio della malattia. Ieri ho fatto diagnosi ad una giovincella di 14 anni. Ora è a quell'età che comincia la famosa brace che cova sotto la cenere se il paziente è uno di quelli che ha questo tipo di problema. E lì la difficoltà comincia in quel momento.
Qual è il problema? Che non ce ne accorgiamo. Noi non ce ne accorgiamo, il paziente non se ne accorge, perché il paziente è abituato a parlare degli episodi clinici, che sono quelli, il fuoco, quelli grossi, importanti, che ne so, si sveglia una mattina e vede offuscato, vedete il centro, come se vedesse appannato una famosa neurite ottica. È un episodio clinico acuto. Bene, sappiate che oggi questi episodi clinici a me preoccupano pochissimo. Non è un problema questo per noi, li trattiamo benissimo. Il nostro problema qual è? È questo peggioramento lento di cui vi ho parlato. Pazienti che vengono e dicono che sono via via più stanchi. Ho incontrato qualche giorno fa un maratoneta, uno davvero in gamba, che non vi posso nominare ovviamente, ma davvero in gamba, e mi fa: prof, io sono in difficoltà nel camminare perché non riesco più a fare oltre i 38 chilometri. Accidenti, ho detto io 38 chilometri, io li faccio in macchina, non a piedi. Dice sì, ma io fino a qualche anno fa facevo i 42 chilometri della maratona. Prima ho cominciato a perdere tempo dagli etiopi, che come lei sa sono quelli che vanno più rapidi, e adesso non sono andato alle Olimpiadi per questo motivo e probabilmente dovrò andare alle Paralimpiadi. Lui è uno informissima, se voi lo vedete fa le flessioni sulle 2 dita, ma sta peggiorando. A me lui preoccupa molto di più e lui dice che si sente più stanco. Questo è un problema mica da poco, perché come poi Stefano vi spiegherà, questo non riguarda solo la parte motoria, riguarda anche la parte cognitiva, cioè sono più stanchi anche mentalmente, anche l'attività lavorativa di tutti i giorni diventa più difficile. Quindi se vogliamo rimanere dal punto di vista squisitamente economico, che a me piace meno, ma so che comunque è importante, è un paziente che riesce a lavorare meno, a produrre meno, a guadagnare meno, ha più bisogno di aiuto. E oggi con i tempi che corrono è importante, soprattutto se magari è un giovane, lo è a tutte le età, ma pensate al 25enne, pensate alla 14enne di ieri, a cui ho fatto diagnosi, che cosa gli racconto io? Che non ho la più pallida idea di come lei evolverà in futuro? Noi dobbiamo assolutamente, quello che io dico sempre ai ragazzi che lavorano con me è: noi dobbiamo fare uno sforzo per identificare questi pazienti, scegliere per loro la terapia più giusta, perché se voi cominciate presto riuscite a evitare che diventino disabili. Fate un grande servizio a loro e fate un servizio alla nazione. Se voi aspettate che diventino disabili, non li recuperiamo più. Oggi, tra poco, io vi parlerò dei rimielinizzanti, ma ve lo dico subito, che voi non rimielinizzate niente se il cavo, il neurone è morto. Pensate a un cavo di gomma, qua, così. Il cuore che c'è di rame dentro è il neurone. La gomma che fa da isolante è la mielina. Se voi colpite solo la gomma, questa siamo in grado di ripristinarla, a patto che il cavo di rame dentro sia ancora intatto. Se avete perso il neurone, lì non c'è più rimielinizzante che tenga. Quindi il punto cruciale dei nostri lavori è che noi dobbiamo arrivare a curare queste persone prima che stiano male. Dobbiamo saperlo per tempo, in modo da potergli dare la terapia giusta quando stanno bene. E questa cosa non è mica così facile da fare. Allora adesso in qualche minuto, non di più, vi faccio vedere che cosa intendo. Allora, adesso abbiamo delle nuove terapie che sono in uscita, probabilmente fine anno, inizio anno prossimo, e che dovrebbero avere lo scopo di funzionare anche su questa brace che cova sotto la cenere. Lo so che in parte questa è in inglese, lasciate perdere. Il punto importante è che funzionano un po', non tantissimo, ma un po' anche su questa componente di brace che cova sotto la cenere. Poi c'è questo grande discorso dei rimielinizzanti. Tutti quei pazienti con questa patologia me lo chiedono ogni giorno e io adesso rispondo a tutti la stessa cosa. Per il momento dimenticateveli, perché il rimielinizzante va benissimo, ma guardate bene che io l'ho tradotto paro paro dall'inglese. Questo è l'ultimo Bavisant che adesso di cui si parla moltissimo, che ha grandi potenzialità, mi piace moltissimo, ma ha mostrato di proteggere i neuroni, non di farli resuscitare.
Quindi o voi intervenite quando il neurone è ancora vivo e quindi quando il paziente sta bene, o se aspettate che il paziente abbia avuto una grande disabilità, giocherete sempre in ritardo. Certo, noi speriamo di poter fare qualcosa per tutti, ma è chiaro che preferiamo poter agire presto e comunque il prima possibile, altrimenti queste cose non funzioneranno. Ce ne sono altri in arrivo, stanno studiando in lungo e per lungo, anche noi ci stiamo lavorando parecchio, questi sono altri modelli, siamo a livello di modello animale, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo perché siano pronti. Nel frattempo dobbiamo poter identificare presto i pazienti a rischio e trattare tutti nella maniera più personalizzata possibile. Quindi quello che io continuo a ripetere in giro è che non serve solo, come dicevo qualche anno fa, la terapia giusta per il paziente giusto. Questo lo raccontavo un paio di anni fa. Il concetto va ampliato un po'. Serve la terapia giusta per il paziente giusto nel momento giusto. Prendete la terapia migliore del pianeta, giustissima per quel paziente. Sbagliate il tempo, arrivate tardi e non avrete nessuna possibilità di venirne fuori. E adesso in qualche minuto vi dico anche che cosa stiamo facendo noi per cercare di fare questo. Allora, lo scopo delle tecnologie che applichiamo è esattamente questo: prendere tutto quello che possiamo, marcatori clinici, liquorali, di risonanza magnetica, per identificare presto i pazienti a rischio. E tra poco vi mostrerò anche un videogame che io e il dottor Ziccardi stiamo mettendo a punto e che ha lo scopo proprio di identificare pazienti che cominciano ad avere qualche piccolo disturbetto cognitivo, ma che, come parlavo prima col professor Gerosa, potrebbe benissimo essere utilizzato anche per la questione aging, quindi per tutte le persone, perché nessuno di noi sa dove saremo domani mattina dal punto di vista cognitivo. E se chiedessi qui dentro quanti ogni tanto hanno qualche disturbetto della memoria, Stefano lo sa bene, credo che molti alzerebbero la mano, io per primo. Okay? Quindi cerchiamo di usare adesso anche l'intelligenza artificiale per mettere assieme tutti questi dati. Vi faccio vedere solo due cose al volo, anche se sono un po' tecniche, ma insomma, questo articolo abbiamo appena pubblicato su una delle maggiori riviste internazionali. Abbiamo selezionato i marcatori nel liquor e di risonanza magnetica che permettono di identificare meglio i pazienti a rischio. Molti di voi hanno fatto la puntura lombare con me e sanno che io sto dando i risultati di questa puntura lombare perché identifica bene la brace che cova sotto la cenere. Poi vi mostro un'altra cosa, secondo me, di grandissimo interesse. Io ho una squadra di ingegneri che lavora con me, che mette a punto una risonanza magnetica che abbiamo a Verona, che è davvero straordinaria da questo punto di vista. Vi faccio vedere in che cosa consiste in 2 diapositive che mi hanno preparato. Questa è come io vedo la risonanza magnetica oggi al mio computer, quando voi me la portate. Vedete le lesioni bianche, chi di voi ha a che fare con questa patologia le conosce bene, sono le lesioni tipiche della sclerosi multipla. Ora, ad un occhio anche esperto, quello che può essere io, non sarei in grado, vi dico che il paziente a sinistra è il più leggero dei 3. Il paziente centrale è uno intermedio, quello a destra è quello che ha la malattia più grave. Voi, guardando la risonanza magnetica, che è il nostro metodo principale per seguire il paziente, non sareste mai in grado di dire una cosa del genere, perché non c'è nessuna apparente differenza, anzi, se dovessi gettare una monetina, direi che quello a sinistra è quello che ha la risonanza peggiore. Allora l'abbiamo data in pasto a questo nuovo metodo di risonanza magnetica che stiamo per pubblicare. Spero che la dottoressa Tamanti, che lavori con me, mi senta in qualche modo e si sbrighi a pubblicarlo. Detto questo, un algoritmo molto complicato che non vi sto a spiegare, ma che utilizza quello che deriva dalle risonanze magnetiche. Vedete che assegna dei colori diversi ad ognuno dei pallini e tratta le lesioni come ognuno di questi pallini. Alla fine il risultato è che io a mio computer otterrò questo. Da quelle lesioni iniziali mi daranno questo. Vedete che hanno un colore?
lesioni rosse. Le vedete il bordino? Si intravede Stefano da là in fondo? Poco, vero? Sapevo che non si sarebbe visto molto. Comunque ve lo dico io se non si vede. Alcune hanno un bordino rosso, sono le lesioni più buone. Alcune hanno un bordino azzurro e sono le lesioni più cattive. Se guardate il paziente di destra è pieno di lesioni cattive. Quindi il computer sarà in grado di darmi, non di sostituire il mio lavoro, magari io andrei volentieri in pensione, ma no, non sarà così. Ma almeno io vedrò a computer se quel paziente ha delle lesioni buone o cattive. Spero che questo, ecco, bravi, chi spegne le luci ha avuto una grande idea. Spero che si veda che non sono più tutte lesioni bianche. Altre due cose importanti. Allora, io e il dottor Ziccardi stiamo lavorando a un progetto, lui ha già un progetto pronto che usa la realtà virtuale per permetterci di studiare meglio il paziente. Qual è il problema? Che io e lui dobbiamo lavorare con un paziente che sta da noi 20 minuti 2 volte all'anno. E come si diceva prima con i miei onorevoli colleghi, devono farsi un sacco di strada per venire da noi. Ma e se noi potessimo studiarli da casa? Se noi potessimo con tecnologie nuove fargli fare tutta una serie di compiti che sceglie il dottor Ziccardi, che hanno uno scopo neuropsicologico preciso, che permettono a noi di identificare presto e lo facessimo con una tecnologia di questo tipo? Bene, noi abbiamo già il progetto pronto, stiamo già producendo dei dati su questo. Se pensate che non lo stiamo facendo, guardate qui, questo è Borgo Roma, uno di questi è il dottor Ziccardi, che se lo riconoscete, che prova il gioco direttamente da noi. Quindi siamo già avanti, adesso stiamo cercando finanziamenti perché come potete immaginare questa cosa è particolarmente costosa, ma immaginate i risvolti pratici. I pazienti fanno una telemedicina vera da casa, io ho gli occhiali, voi gli occhiali, come se stessimo nella stessa stanza, voi fate il compito che decide lui e noi valutiamo come voi state direttamente da casa, senza che voi dobbiate venire al centro. E ve ne mostro un altro di questi, perché questo è dal 2020 che ci lavoriamo, come vedete qui. Non è un videogame, perché questa è un'applicazione che è già stata pubblicata. L'abbiamo pubblicata io e il dottor Ziccardi su 2 riviste internazionali e dimostra che noi possiamo testare con un videogame le performance cognitive. Se voi aveste un gioco che mentre giocate sul vostro telefonino tiene sotto controllo memoria, attenzione, concentrazione. Se qualcosa non va, avvisa il vostro neurologo e soprattutto seleziona come voi siete messi dal punto di vista cognitivo e vi crea una serie di livelli per farvi fare riabilitazione sul vostro telefonino da casa vostra, ma con il vostro neurologo e neuropsicologo che vedono i vostri progressi. Voi ci giochereste? E allora guardate, entro un paio di settimane ve lo faccio provare, ve lo manderò a tutti perché è già operativo. Qui vedete una funzione test, l'ho scritto personalmente, mi ero stufato di fare il neurologo, ok? L'ho fatto, qualcuno qua di noi ci sta già giocando. Questi si basano su teorie che il dottor Ziccardi ha pubblicato, si dice a schermo grande, Stefano, grazie. Un po' meglio così il massimo che posso fare. Vi faccio vedere, compaiono, voi dovete identificare quello che sorride, per esempio, non quello arrabbiato, e dovete farlo in tempo breve, minore il tempo, migliori sono i risultati. E dovete fare attenzione al tipo di espressione che ha. Questo è un test molto efficace di social cognition che spero poi il dottor Ziccardi ci farà vedere. Ma ve ne faccio vedere un altro che neanche Stefano non conosce, perché l'ho preparato. Guardate questo, uno dei test che funziona di più, Stefano lo sa bene, si chiama Symbol Digit Modality Test. Dovete, non so se si vede da lontano, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Ognuno di queste lettere giapponesi ha un suo numero. Qui sotto ci sono 3 simboli. Se volete aprire la cassaforte dovete mettere i numeri giusti, quindi questo per esempio, non so se si vede da là Stefano, è il 9, allora ci mettiamo il 9.
Questo qua, oh, è dura anche per me che sto qua, questo direi che è un 6. E questo qua in fondo, cosa dite? Io direi che è un 1, siamo tutti d'accordo, la cassaforte si apre. Questo si basa sul Symbol Digit Modality Test, che è uno dei test che è stato dimostrato essere più specifico per identificare il deficit tipico della sclerosi multipla. Mentre voi giocate, l'intelligenza artificiale qui dietro tiene traccia, scusatemi adesso qui non abbiamo giocato abbastanza, tiene traccia di tutte le vostre attività e voi potete sempre chiedere di inviare questo al vostro neurologo e tiene traccia di tutto quello che state facendo. Se qualcosa non funziona mi avvisa e nel frattempo crea tutta una serie di livelli di gioco per farvi giocare nel punto in cui voi siete più in difficoltà, perché come dice sempre Stefano, la riabilitazione anche dal punto di vista cognitivo è molto importante. Allora, nell'arco di qualche settimana al massimo, questo sarà operativo. A chiunque voglia io gli manderò un link, voi ve lo scaricate gratuitamente sul telefono, ci giocate. Se poi volete condividere i dati col neurologo potete farlo e noi ci riguardiamo. Se ve li volete tenere per voi e arrangiarvi per il conto vostro, fate come ritenete più opportuno, noi siamo a disposizione. Più giochiamo, più il gioco imparerà quali sono le nostre difficoltà, le vostre difficoltà, e sarà in grado di creare dei livelli ad hoc. Non so se si vede, ma insomma, devo dire che questa, dal mio punto di vista, è una grande novità, perché io e Stefano speriamo di ottenere su questo un grande numero di dati che ci permettano di screenare la popolazione e di identificare presto quelli che cominciano ad avere qualche disturbo, e non necessariamente dovrebbero essere i pazienti con sclerosi multipla. Anzi, io spero che anche molti caregiver o persone sane abbiano voglia di giocare, perché così noi riusciamo ad acquisire un grande numero di dati. Per chi vuole, ho scritto queste cose anche su un manuale e trovate tutto nel manuale che abbiamo scritto su questo, giusto perché andare in internet a cercare informazioni spesso non è la strada più saggia, si trovano tante informazioni giuste e anche tante informazioni sbagliate. E infine permettetemi di ringraziare tutto il mio gruppo, senza il quale una cosa di così non sarebbe mai stata possibile. Quindi io vi ringrazio. E se voi siete d'accordo, io farei così. Inviterei il dottor Ziccardi, che spero abbia anche lui un intervento breve, a parlarvi della parte sua, e poi apriamo a tutte le domande che volete. Quindi se avete, segnatevele, appena lui ha finito ne riparliamo. Grazie a tutti. Perfetto. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Grazie per essere qui così tanti, veramente è un onore essere qui, un piacere vedervi così numerosi. Grazie alle autorità, ma il grazie principale va al professor Calabrese, che io ormai sono con lui da 10 anni, da quando è arrivato a Verona, insomma, ha voluto lo ringrazio perché per essere una persona così illuminata, per aver voluto creare un gruppo così multidisciplinare come avete visto. Ecco, quindi prima che te ne vai ti faccio il ringraziamento e un applauso per il professore, perché veramente una mente illuminata, appunto cerca di avere un gruppo multidisciplinare. A Verona cerchiamo di fare ognuno il proprio pezzettino per avere ognuno il punto di vista sul paziente che poi condividiamo, e adesso spero che insomma dalla mia presentazione si capisca quanto sia importante anche avere un'equipe multidisciplinare. Cosa facciamo nel centro SM Professor Calabrese? Abbiamo due grandi obiettivi, come avete sentito anche dalla sua presentazione. Dobbiamo identificare effettivamente un deficit o un peggioramento che sia motorio o cognitivo, e dobbiamo identificarlo presto e in maniera accurata. Dobbiamo trovare un deficit che sia reale, vero,
e soprattutto anche predirlo nel lungo termine, quindi non aspettare di averlo già, l'avete sentito anche adesso dal professore, ma anticipare un po' i tempi per riuscire ad avere un buon intervento. Ecco. Quindi il nostro scopo è quello di identificare il prima possibile i pazienti anche già dalle prime lievissime alterazioni di qualunque tipo, per poter avere un modo di intervenire sul paziente con una buona terapia. A quel punto riusciamo veramente a rallentare o a fermare questa malattia, altrimenti rischiamo di arrivare troppo in ritardo. Quindi i nostri pazienti fanno una valutazione completa, avete visto la risonanza magnetica, la parte cognitiva, la parte liquorale, la parte neurologica. Cerchiamo di fare una valutazione completa più possibile per avere più informazioni possibili sui nostri pazienti. Della progressione indipendente della ricaduta ha già parlato il professore, vi faccio vedere questa immagine perché secondo me è molto interessante. Vedete da 0 a 10 è la scala di disabilità del nostro paziente, quindi 0 è bassa, 10 è altissima. Vedete come questo paziente ha una ricaduta, che è la classica ricaduta clinica da SM, quindi un evento acuto. La nostra disabilità sale completamente, però poi insomma la ricaduta scema nel tempo, torna a essere verso la parte di baseline, però vedete che non recupera, ecco, quindi qua abbiamo un primo peggioramento, siamo passati da 1 a 2 a causa di questa ricaduta e ok, è un peggioramento che vi trascinate dietro dalla ricaduta, ma questo non è quello che ci interessa tanto. Adesso veramente quello che ci interessa è questo continuo peggioramento. Vedete questa, si vede la mia freccia? Sì, perfetto. Questa è proprio la progressione indipendente dalla ricaduta. Il paziente non ha più un evento acuto, non ha più una ricaduta clinica, ma continua a peggiorare. Siamo arrivati a 3, siamo arrivati a 4 e stiamo andando verso il 5. Tutto è fermo, il paziente non ha nessunissimo sintomo, però stiamo continuando ad accumulare insomma, disabilità. Ecco. Tante volte si dice che la PIRA, insomma, il PIRA è l'acronimo di progressione indipendente delle cadute, quindi se la sentite PIRA è questo concetto. Vedete che appunto questa immagine fa vedere quanto sia fumante, quanto sia latente, no, questo concetto. E tante volte si parla di progressione silente, ma veramente ci chiediamo, è davvero così? Cioè è silente? In realtà abbiamo fatto un congresso un paio di settimane fa, proprio organizzato dal professore, in cui alla fine si diceva che lei non è silente per niente, cioè lei parla e parla molto forte anche. Il problema è che noi non sempre siamo in grado di riuscire ad ascoltarla. Parla un linguaggio che tante volte non riusciamo a capire, quindi dobbiamo cercare di coglierla in maniera più accurata possibile. Questo perché questo è un bellissimo studio pubblicato l'anno scorso da un gruppo americano che ha diviso i pazienti con questa PIRA oppure pazienti stabili, quindi pazienti che stanno bene, non stanno peggiorando, o pazienti che stanno progredendo in maniera silente, insomma questa smoldering, la braccia che ho posto la cenere. Se prende i pazienti stabili, quindi non PIRA, il 10% di loro ha un peggioramento cognitivo significativo e più del 30% di loro ha un aumento di fatica significativo. Ma allora ci chiediamo, questi pazienti sono veramente non PIRA? Cioè possiamo dormire sonni tranquilli sul fatto che il paziente sia stabile? O forse è il caso di sganciarci un po' dal fatto del semplice ricaduta o scala di disabilità che va da 0 a 10 per vedere se tutto quanto va bene e magari bisogna un po' ampliare la questione. Ecco quindi questa SM smoldering, il termine che conosce il professor Calabrese, quindi questa brace che cova sotto la cenere. Vedete, la parte verde in questo grafico è la ricaduta. Vedete come abbiamo una ricaduta molto forte, inizialmente nelle prime fasi di malattia, però poi dopo questa parte verde comincia a scendere e quindi il paziente non avrà più ricadute, non c'era più questo effetto. Ma la parte arancione invece è la parte della braccia che cova sotto la cenere. Vedete come continua a crescere ed è presente soprattutto fin dalle primissime fasi di malattia. Anche prima dell'esordio clinico c'è qualcosa. Quindi bisogna veramente riuscire a anticipare i tempi, ecco. Tutta una serie di sintomi possibili, dalla fatica al disturbo cognitivo, al disturbo sfinterico, viscerale. Ecco, quindi non basta fermarsi sulla progressione da disabilità fisica, ma bisogna un po' appunto ampliare la condizione. Quindi all'epoca noi eravamo tranquilli quando un paziente era chiamato NEDA, cioè non aveva evidenze di attività di malattia, cioè no ricadute e no attività alla risonanza magnetica. Un paziente che non ha ricadute e ha la risonanza pulita, il neurologo era tranquillo e il centro SM in generale. Adesso bisogna considerare tutta una serie di aspetti per dormire veramente sonni tranquilli. L'importante però è valutarli, perché altrimenti c'è una progressione che noi non riusciamo a identificare e il paziente continua a peggiorare nel tempo.
Quindi neurologo e neuropsicologo come sinergia, ma come tutto il centro SM, semplicemente perché anche il professore dice che tante volte un peggioramento lo vede lui e non lo vediamo noi, o viceversa, magari un paziente cala alla parte cognitiva ma è stabile clinicamente, o viceversa, quindi ecco, bisogna davvero avere un po' una sinergia e valutare il paziente da ampi aspetti, perché appena c'è una progressione in atto bisogna intervenire il prima possibile, quindi magari con un cambio di terapia, quindi magari con una riabilitazione efficace, ecco, cercare veramente di anticipare i tempi. Questo è un messaggio che vorrei che portaste a casa e che cerchiamo di fare, insomma, anche a Verona. I deficit cognitivi sono molto frequenti nell'SM, insomma, poi parlo poi dal mio punto di vista che curo questo aspetto in generale, sono presenti fin dalle prime fasi di malattia e peggiorano nel tempo, quindi si è sempre stato l'SM come una patologia, l'immagine del paziente in carrozzina, quindi una disabilità fisica e basta, ma ormai sono 20, 25, 30 anni che c'è evidenza anche di difficoltà di tipo cognitivo. Sono molto frequenti, fino all'80% dei pazienti con SM mostra difficoltà cognitive, peggiorano nel tempo e appunto sono presenti fin dalle prime fasi di malattia. La sclerosi multipla è una patologia molto variabile, molto eterogenea, e anche la difficoltà cognitiva è eterogenea stessa, difficoltà di memoria, rimanere concentrati quando si fanno le cose, essere più lenti quando si fanno le cose, questo è quello che riportano i pazienti. Io sì, faccio le cose, dottore, ma mi serve un po' di tempo questa volta perché non ci sto dietro, ecco, quindi un po' di sovraccarico, un po' di difficoltà di multitasking, ecco. E questa pira di cui ho parlato prima c'è anche dal punto di vista cognitivo, quindi questo è, la freccia, diciamo, identifica proprio un calo, in questo caso cognitivo, senza che ci sia nessuna ricaduta clinica. La ricaduta è questo grande, come avete visto nel grafico iniziale, questo grande picco che poi torna giù. Ecco, questo paziente ha un peggioramento cognitivo, ma non è per niente associato a ricadute cliniche, vedete? Cioè è un momento silente, tranquillo. Invece se contate quante volte avviene questo caso, ecco, più dell'85% dei declini cognitivi è in pazienti completamente silenti dal punto di vista fisico. Quindi il neurologo dice tutto bene, se non entrano nella porta del neuropsicologo, 85% delle volte questi pazienti vanno a casa sereni, invece stanno peggiorando dal punto di vista cognitivo, quindi vuol dire che la malattia sta bruciando, ecco, sta fumando. Per fortuna i farmaci ci aiutano in questo, ecco, abbiamo proprio pubblicato 2 studi recentissimi, 2 terapie ad alta efficacia, una è la cladribina e una è l'ofatumumab, magari più di qualcuno di voi sarà in terapia con questi farmaci. Ecco, la buona notizia è che seguendo questi pazienti nel tempo, 2-3 anni di follow-up, vediamo che pochissimi pazienti hanno avuto evidenza di PIRA e di PIRA cognitiva. Quindi diciamo che l'uso di trattamenti ad alta efficacia riduce anche un po' questa progressione silente, ecco, così come viene chiamata, e da questo punto di vista siamo contenti di essere, insomma, nel gruppo del professor Calabrese, perché lui ci tiene molto alla terapia ad alta efficacia, a partire subito con una buona terapia per cercare di dare una tranquillizzata, diciamo, alla malattia e far sì che poi lei sia ferma nel tempo. Non solo identificare ma anche prevedere, questa è un'altra cosa importante che dobbiamo fare. Abbiamo seguito un ampio gruppo di pazienti per 20 anni di malattia, quindi un numero, cioè, dati che il professor Calabrese da quando fa questo lavoro, insomma, segue questi pazienti nel tempo, li abbiamo studiati dal momento della diagnosi fino appunto a 20 anni di storia di malattia. Ecco, siamo riusciti a trovare, insomma, delle correlazioni, cioè la risonanza magnetica nei primi 2 anni di malattia, cioè già alla diagnosi e subito dopo, è in grado di dare informazioni su come evolverà la malattia nei futuri 20 anni. Quindi, come avessimo un po' una sfera di cristallo, se questa risonanza magnetica viene fatta alla diagnosi e viene data in pasto a un centro competente, possiamo già dirvi come sarete tra 20 anni. Ecco, questo direi che è un dato molto, molto interessante. E questo è un lavoro appena pubblicato, anche questo, riusciamo a prevedere anche quella progressione cognitiva utilizzando dei dati di risonanza magnetica. Poi qua salto un attimo sui risultati che sono un po' più tecnici, diciamo. La stessa cosa possiamo farla anche con liquor, quindi tutti i pazienti fanno il liquor alla diagnosi nel nostro centro. Il professor Calabrese fa la puntura lombare, quel liquor viene analizzato, quindi tutto il liquido cerebrospinale che passa intorno al cervello viene analizzato, e stesso concetto riusciamo a prevedere, questo 10 anni dopo, perché insomma da un numero ridotto di tempo che abbiamo questa analisi molto approfondita del liquor, riusciamo anche a prevedere
già al momento della diagnosi, in base a quanto è infiammato, quante molecole sono infiammatorie in quel liquor, come sarà la situazione 10 anni dopo, compresa appunto questa PIRA, quindi questa progressione silente. Ecco, si parla sempre di PIRA, siamo riusciti anche a Verona a espanderla un pochino abbiamo coniato nel termine di PIRMA, quindi non solo ricadute ma anche attività di malattia alla risonanza magnetica, perché la PIRA è io sto peggiorando ma non ho il neurologo dice che sto bene, la PIRMA è io sto peggiorando e il neurologo e anche il neuroradiologo dice che va tutto bene, questo è ancora più importante dal nostro punto di vista, perché vi faccio vedere un grafico così evitiamo a capire. Ho un declino cognitivo, ok? Un paziente mostra un declino cognitivo e ci chiediamo se questo declino è associato o meno a attività di malattia. Quindi o a una ricaduta, o a una nuova lesione, o a entrambi. Ok? Questo potrebbe succedere. Oppure potrebbe essere un declino cognitivo in assenza totale di ricadute e attività della risonanza magnetica. Ecco, se vediamo quali sono i pazienti più frequenti, questi sono più dell'80% di pazienti. Quindi pazienti che peggiorano, ma il neurologo dice tutto ok, il neuroradiologo dice tutto ok. Perderemmo 80% dei pazienti se non andiamo a analizzarli dal punto di vista cognitivo, ma comunque un po' più ad ampio spettro. Ecco, questi sono dati secondo me interessanti e insomma, a livello anche di sanità è importante ragionare su questo. Non è facile identificare questa progressione silente, come possiamo identificarla? Ecco, secondo noi le nuove tecnologie sono quelle che possono aiutare, il professor Calabrese mi ha già anticipato con un po' di nostri progetti, ve ne cito solo qualcun altro giusto a completezza, stiamo utilizzando a Verona delle suolette intelligenti, voi infilate le suolette nelle vostre scarpe, camminate liberamente nella vostra vita quotidiana, la suoletta registra l'informazione di come appoggiate il piede, di quanti passi fate, tutto, ci arriva l'informazione a Verona e noi riusciamo a capire se state peggiorando, semplicemente camminando, non dovete fare altro che camminare e tenere le suolette nelle vostre scarpe. Quindi questa è insomma, una prima nuova tecnologia che aiuta a monitorarvi anche da lontano, diciamo. Stiamo testando anche degli score clinici automatici, questo è semplicemente un calcolatore, voi inserite i vostri dati clinici, okay? Che è la vostra età, quando avete la malattia, se avete una terapia o meno, e direttamente avete un calcolo che vi dice quanto siete a rischio di sviluppare una progressione dopo 5 anni. Questo si può fare in ambulatorio, il paziente arriva, si cliccano 2 bottoni e avete la freccia che va più verso il rosso se siete più a rischio. Questa è un'altra indicazione insomma, utile per il neurologo per capire insomma, se siete a rischio oppure no. Intelligenza artificiale, in questo già ha parlato dal professore, insomma cercare un po' di unire tutti quanti i dati per avere un'indicazione. Abbiamo appena completato uno studio su 700 pazienti della nostra coorte. Ogni paziente diciamo, cade in un gruppo, in un profilo cognitivo si dice, dal più grave al meno grave, sapendo in quale profilo cognitivo siete in quel momento io posso sapere come sarà la vostra evoluzione clinica e di risonanza magnetica. Questo sempre fatto con modelli di intelligenza artificiale, anche questo è importante. Questo perché? Perché insomma ci dà l'opportunità di superare quella valutazione testistica un po' classica, no? Quindi col test carta e matita che comunque è limitato, quindi in questo modo riusciamo a avere una, come dire, appunto, una valutazione più digitale, più accurata, meno tempo in somministrazione, in telemedicina, ecco perché no, e quindi il progetto videogame, insomma, di questo ne ha già parlato il professore, quindi posso anche andare molto molto rapido, però ecco ci tenevo a far vedere solo questo. Diciamo, l'obiettivo del progetto videogame è quello di andare appunto in telemedicina, faremo un'app che sarà scaricabile e giocabile da parte di tutti voi. L'obiettivo è quello di intanto capire veramente la vostra reale performance, perché se venite una volta ogni 2 anni a fare test cognitivi a Verona come si fa attualmente con i test carta e matita, c'è un po' una variabilità, ecco, e poi devo aspettare 2 anni per sapere come state andando, ok? Invece in questo modo voi giocate tutte le volte che volete, anche tutti i giorni, il videogame riesce a capire veramente la vostra performance, perché non avete tempi ogni 2 anni per capire la performance, ok? Ogni giorno potete riassettarvi e quindi anche la vostra, magari avete della variabilità, un giorno siete più stanchi, giocate peggio, un giorno siete più performanti, giocate meglio, riusciamo a capire veramente quanto vale, quanto funziona il vostro cervello, ecco.
possiamo monitorarvi bene, quindi appunto identificare i primissimi segni di PIRA, e perché no, il professore non ne ha parlato prima, questo videogame intanto è con l'obiettivo di identificare, ma perché no, se voi continuate a giocare al gioco, il vostro sistema migliora, quindi anche una riabilitazione fatta in telemedicina, voi giocate col videogame e poi le vostre performance migliorano, quindi avete raggiunto l'obiettivo di proprio stimolare il vostro cervello e di migliorare la vostra performance. Quindi ecco, obiettivo del nostro gruppo, insomma, spero che si sia capito quello di identificare il prima possibile i primissimi segni di peggioramento, così da poter intervenire il prima possibile, quindi possiamo agire tempestivamente sia a livello farmacologico che a livello riabilitativo per avere una migliore evoluzione a lungo termine, e appunto focus importante sul videogame, visto che è il nostro progetto di punta in questo momento. Abbiamo visto che è stato utilizzato e adatto in SM, e a farlo anche in telemedicina ci aiuterà appunto a identificare questa progressione silente. Ecco. Con questo ho concluso, grazie mille per l'attenzione.